nuovamente in diretta. Fra poco daremo la parola a Tina Ghilardi e Francesco Nosari per il Centro Culturale Roberto Ronchi. Seguirà poi Lombardia Amore Mio con Enrico Zeni e poi l'Automobile Club Padania con Luigi Sinatora e Claudio Lipodio. Ma ora subito la parola a Francesco e Tina. Un grosso saluto e una buona domenica a tutti i nostri radioascoltatori e a te Francesco, che ieri hai avuto la giornata, non sei arrivato a Milano. No, guarda, no, è una cosa veramente... io qualche riflessione però a questo punto la farei a riguardo, cioè mi spiego. Io quando vedo la scritta allagamenti su autostrada, avendo fatto l'esperienza una volta, per carità, esco e prendo la strada provinciale. La follia che ho visto con i miei occhi è, con questo, per carità, un temporale molto forte, che è probabilmente un nubifragio, anzi un nubifragio, chiamiamolo pure tale, però ne capitano spesso oggi di questi nubifragi. Ora, nel momento in cui vedi, l'ho visto con i miei occhi, dopo appena iniziato il nubifragio, le gallerie e i sottopassi, tutti gli svincoli delle strade di grande percorrenza e dell'autostrada invasi dall'acqua, per cui tutto viene bloccato, rimane bloccato sullo scivolo, devi fare marcia indietro, nessun agente, nessun poliziotto, ti chiedi in che mondo viviamo, cioè a un certo punto ti domandi chi ha progettato quelle gallerie che immediatamente vengono invase dall'acqua, chi ha progettato quei sottopassaggi, ti chiedi chi ha progettato quegli scivoli, ti chiedi anche, visto che la cosa diventa frequente, come mai non c'è un piano di emergenza, cioè dopo 2 ore e mezza venire deviati dovendo andare a Milano, venire deviati verso Venezia dovendo pagare anche il pedaggio, cioè a me sembra roba, siamo a Milano, uno dei centri d'Europa, una città che deve diventare, è uno dei cuori pulsanti dell'Europa. Accidenti, uno non riesce a arrivarci al sabato mattina con gente coda ai 2 chilometri dirottata nella direzione opposta rispetto a quella dove doveva andare. Ti lascio immaginare le urla, le imprecazioni che ho sentito lì mentre percorrevo questa coda. Ci sono accodati a me, disgraziatamente per loro, due giovani coniugi con una bambina del Canton Vaud e mi hanno detto però che una roba del genere ma è un fatto eccezionale. Dico, no, ecco, il difetto è che eccezionale non è. Ora, dopo 5 anni, dopo anni di prevalenza della sinistra a Milano, dopo che il sindaco Sala si propone come grande organizzatore, dopo che prima di lui c'è stato l'avvocato Pisapia come sindaco, mi chiedo, siamo ancora al Seveso, che appena vengono 4 gocce di acqua viene fuori, Milano, la zona di Milano Nord è assolutamente irraggiungibile e impraticabile, perché arrivare in piazzale Macciacchini per esempio era impossibile. Cioè, è una cosa sulla quale forse bisognerebbe riflettere anche sulla capacità di gestire capacità amministrativa. Non è possibile dopo anni e anni essere qui ancora a dire ma lo scolmatore, il depuratore non sono sufficienti, cioè una città, una parte vitale della città tagliata fuori, chi veniva da Como doveva raggiungere l'aeroporto, non è riuscito a raggiungere l'aeroporto di Rinaldo, poco ma sicuro. Dalla zona di Como arrivare lì era impossibile, perché bisognava arrivare prima alla tangenziale est, quindi tutta la coda, tutto il blocco, eccetera. Cioè, oltre alla chicca di gente che arriva dalla strada provinciale, si trova messa a pagare il biglietto per andare in direzione opposta a quella in cui deve andare. Cioè, forse al sindaco, dottor Sala, qualche domanda al riguardo andrebbe posta, perché non è possibile che una città, sia pure con un temporale fortissimo come quello di ieri, possa essere a questo punto, almeno una parte della città, una rilevante parte della città, possa essere tagliata fuori dal mondo, è impossibile raggiungerla. Ho lasciato i due coniugi del Vaudois lì alla stazione centrale,
perché ho fatto da Viale Polo, e hanno chiamato i loro amici, non so chi fossero, parenti, quello che è, e erano francesi, parlavano francese loro, e sono venuti a prenderli. Mi auguro che siano poi arrivati, perché se hanno trovato quello che poi ho trovato io, le strade con i vigili in mezzo, allagamento, era impossibile. Cioè, di fatto era impossibile. Poi magari chi conosce le strade, chi è della zona, chi è di Milano anche solo, sa da che parte andare, che strade prendere. Uno che viaggia normalmente, che pratica le solite strade, lì si perde, si incazza e basta. Ma per di più, perché c'è un di più. Io avevo lasciato a casa il TomTom, però ho applicato il telefonino, quelle applicazioni del telefonino. Bene, credete che funzionasse? Wada, non so come si chiami. Ma manco per il cavolo, funzionava niente. Quindi, ripeto, per carità, sarò un imbranato io come autista e come pilota, però c'erano altri 2 chilometri di imbranati in coda per andare deviati su Agrate, dovendo andare a Milano, quindi perlomeno non ero solo, ecco. Diciamola così, sono arrabbiatissimo ancora adesso, ma vabbè, insomma, chiedo all'amministrazione, che vanta delle conquiste sociali di grandissimo livello, se per caso questa non sarebbe una conquista sociale a propria volta. Lo chiedo umilmente in ginocchio al dottor Salas, pregando Dio però che non mandi un altro nubifragio mentre io vengo giù, perché tutte le volte che devo venire per impegni con la Lega, questa è già la seconda volta, una volta mi si scoperchia il tetto a casa e questa volta in giro per 4 ore per Milano senza arrivare a Milano. Non c'è 2 senza 3, spero mi tocco, perché il treno non vorrei che si verificasse. Ecco, questo per dare sfogo a una arrabbiatura, ma anche mi sembra una critica che è oggettiva. Cioè, non si può avere una città come Milano, le arterie che portano la gente in Milano con tutto ciò che Milano rappresenta e sviluppa, bloccata a quella maniera lì, perché va bene, è venuta un po' più acqua del solito, ma stiamo scherzando. Ma io, se penso a Parigi, a Berlino, a Vienna non parliamo, ma a Varsavia, ma io ho mai visto una roba genere, di temporali ne ho visti, anzi a Praga più di cose tremende, ma cioè, un caos del genere non ho mai neanche visto, per di più una disorganizzazione palese lontano chilometro, perché la gente ha dovuto arrangiarsi a marcia indietro, tornare indietro dagli svincoli. A me è capitato 2 volte, e anche ai poveri coniugi del Canton Vaud, ma crede che ci fosse uno al secondo, lì a Sesto, quando ormai eravamo usciti, sono arrivati vestiti di giallo, un'auto della polizia, vabbè, grazie tante, ma il casino c'era già, adesso chiamiamolo col suo nome, casino vero e proprio, non è possibile, non è neanche pensabile. Ecco, questo penso io per Milano, che è la capitale europea del Sud Europa, quindi direi proprio, ecco, forse c'è anche per chi eventualmente elogia e trova validissima la gestione di sinistra, forse sotto questo profilo, forse solo questo aspetto, io non ci credo, però pensarci un attimo, perché almeno sistemare le strade e chiedersi come cavolo 2 gocce d'acqua possono bloccare l'intera viabilità di accesso a Milano, accesso da nord-est, insomma, qualche domanda uno se la deve porre. Certamente io ci scommetto che chi era in coda per andare deviato su Agrate, piuttosto che coloro che si sono trovati ingrippati negli svincoli e far marcia indietro contromano, credo che a quelli, se sono milanesi, una riflessione da adesso viene spontanea, perché una roba così te la ricordi finché campi, una roba da campare a martello. Vabbè, basta, mi sono sfogato fine del discorso, però un appello ai milanesi a ripensare a queste cose
non è neanche male, insomma. Se l'organizzazione è questa qui, potete anche pensare che forse anche in altri campi, in altri settori, l'organizzazione più o meno è tarata su un criterio di questo tipo, e forse qualche problema potrebbe anche esserci. Punto. Stoppiamola qua, perché sennò diventa polemica inutile e racconto di vicende stradali che non interessano a nessuno, insomma, o comunque fanno arrabbiare, come sarà capitato a tanti altri, e vi finisce. Fine dell'elogio alla giunta e all'amministrazione milanese. Va bene, sì, è solo un po' particolare per quanto riguarda le loro idee sull'urbanistica, che riguarda appunto le strade o quello che sono. Però va bene, non è qui che dobbiamo parlarne o meno. No, ma ti dirò che per quanto riguarda l'organizzazione stradale, ti dirò che questi fenomeni casualmente vengono tenuti sottovalutati, ma non solo a Milano. Là dove ci sono, per la verità, gestioni di sinistra, sarà per caso, sarà per sfortuna, sarà per 100.000 altri motivi, questo capita più spesso che da altre parti. Probabilmente perché l'attenzione al tombino che si ottura, piuttosto che alla galleria o al sottopasso che viene invaso dall'acqua, è visto come un fenomeno secondario rispetto ad altri grandi progetti ed altri grandi disegni che provocano magari qualche irritazione nella popolazione. Ne parlavamo giusto domenica scorsa, parlavamo di tutti quei negozi che dovrebbero essere esercizi commerciali puri e semplici, vendere bibite eccetera, in realtà di notte si trasformano in vere e proprie bar all'aperto, luoghi di ritrovo all'aperto dove gira auto e tutto quanto, e i controlli sono quelli che sono. Ecco. Cioè direi che il criterio è un criterio un po' così, un po' particolare. Siccome ai milanesi piace, poi se lo tengano. Io non sono di Milano, per mia fortuna, punto. e lì finisce. Tu sei di Milano, tienteli, combatti contro di loro, quello che ti dica. No, ma sono solo questioni di ideologie. Per esempio, parlando delle strade, loro vorrebbero che andassero tutti in bicicletta e poi andassero ad una velocità di 30 km all'ora, e cosa fanno? Restringono le strade. Le restringono attraverso mettendo in mezzo restringendoli al centro, facendo quindi delle isolette pedonali e compagnia bella, non tenendo conto delle necessità reali e che magari la città non è stata progettata e sviluppata fino all'inizio in quel senso, e quindi è solo, a mio avviso, il mio modesto avviso, solo delle cose ideologiche. Lo vediamo tra l'altro se prendiamo il caso di Nembro, che per entrare nel paese senso unico molto stretto, peccato di qui di lei, quindi non darebbe nemmeno sviluppo, come si può dire, turistico neanche a volerlo, che per citare un paese della Bergamasca guidato dalla sinistra. E lo stesso avviene qui, dove via Monterosa fanno una pista ciclabile, restringono la via, e sono delle vie abbastanza trafficate anche al mattino, vuoi per chi va a lavorare, vuoi sulle forze armate per girare sulla via Olivieri, che l'hanno ristretta, e la via Olivieri poi è un'arteria che attraversa San Carlo, così porta addirittura a tangenziali e quindi autostrade. Quindi secondo il mio punto di vista, secondo me loro agiscono in maniera ideologica, cioè loro la pensano così, tutti devono andare così, e non è invece a mio avviso un vero pensiero di cambiamento. Vediamo che cosa si può fare e come farlo, perché i nuovi quartieri tu li predisponi secondo come è la tua visione, però nascono nuovi quartieri con quella visione. Quello che invece è stato progettato e come possono essere anche non predisposte per i bisogni di quello che sono dei cittadini. Quindi è solamente una cosa ideologica. Qui, per carità, io non voglio entrare in merito qui,
Tina, Francesco, abbiamo un ascoltatore per voi due, ve lo passo. Pronto? 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 Buongiorno signor Francesco, buongiorno signora Tina. Chiamo da Bolzano, Sergio. Buongiorno. Salve Sergio. Buongiorno. Posso chiedere, Sergio, posso essere un po'... posso sapere la tua età? 71 anni. Grazie. No, era una curiosità, mi piace conoscere, capire le persone che ci chiamano. Ho capito, grazie mille. Senta signor Francesco, signora Tina, io capisco benissimo la sua diciamo arrabbiatura per quanto riguarda l'organizzazione di Milano rispetto alle emergenze del tempo e così via, no? Io sono nato a Bolzano e ho la fortuna di vivere in una provincia dove esiste ancora da sempre, da secoli, la cultura austro-ungarica per quanto riguarda l'efficienza diciamo di emergenza, no? Noi nei nostri paesi abbiamo, ogni paese ha il suo locale vigili del fuoco volontari, i quali nel giro di 10 minuti sono già sul pezzo a collegarsi con la direzione diciamo della base a Bolzano, no? Ecco, e questo qui purtroppo vedo che anche nel nord, no, nel Veneto, io sono di origine veneta, nel Veneto esiste ancora, nel Trentino anche sono molto efficienti. E questo qui che manca, penso, signor Francesco, nelle altre regioni d'Italia. Ecco, non abbiamo i mitici Feuerwehr. No, dobbiamo veramente dirlo questo, purtroppo dobbiamo dirlo, è la verità. L'efficienza di Bolzano è storica, bisogna riconoscerlo. Ecco, certo. Vi ringrazio mille, viva la Lega, viva Salvini. Grazie. Viva la Lega. Ma ti dirò di più, quello che dicevi tu Tina, ecco, manca anche quell'aspetto dell'efficienza sotto quel profilo, qui cooperative l'uno e l'altro, poi alla fine ti trovi in caos di questo tipo. Ma restringendo le strade, vista l'esperienza di ieri, se viene l'acqua diventa torrente, perché è chiaro che più tu restringi più aumenti la velocità dell'acqua. Non so, vista la capacità progettuale che ho potuto constatare con i miei occhi, qualche dubbio al riguardo mi viene, cioè che la cosa possa essere estesa non solo al nord di Milano, dove c'è il Seveso, dove c'è il Lambro, che ogni 3x2 esondano, ma magari anche da altre parti, così almeno siamo al 7, poi almeno si rende oggettivo il criterio di uguaglianza, certo. tutti nell'acqua. Ecco, però io credo che la questione del Seveso non riguardi solamente Milano, ma anche i comuni vicini. E questo è forse magari il problema di poter dialogare con i comuni vicini. Adesso io non lo so, penso alla regione o la città metropolitana. La città metropolitana penso che l'abbiamo fatta per quello. Perché in un certo senso è andata a sostituire la provincia, presumo, perché non è solo Milano che può risolvere la questione, ma la questione parte anche Comunque posso dirti prende parecchi comuni. Io credo che la difficoltà sia questo dialogo, perché è vero che tutti poi i comuni dicono noi ci aiutiamo, non ci aiutiamo e così, però poi magari alla fine pratica, non per volere, per carità, ma per essere nel proprio senso, cioè di quello che mi pare di sapere, se è la cosa giusta, che questo dialogo anche tra i comuni vicini avviene abbastanza. Però può essere soluzioni sono come quella dello svincolo autostradale lì a Sesto, dove si fa un giro dell'Oca che non finisce più, non si sa per quale motivo, o meglio si sa, e acqua da tutte le parti, allagamenti da tutte le parti, forse, visto che è recentissimo, ecco, forse qualche problema anche sulle capacità di soluzione forse bisognerebbe porselo, ecco, anche per quanto riguarda la città metropolitana, visto che Sesto fa parte della città metropolitana. Questo come punto di vista. Dopo, per carità, non abbiamo dati, non abbiamo un'approfondita conoscenza, si può solo raccontare quello che con i miei occhi ho visto ieri e l'incazzatura che mi sono preso, punto. Per il resto, per carità, lasciamo
Però tu hai detto una cosa che è importante, cioè è importantissima come sempre. Il modo di trattare la viabilità, quindi di determinare la sede stradale a Milano, segue, a quel che ti sembra, un criterio ideologico. Sì, Ecco. prettamente ideologico a mio avviso. Perfetto. Guarda, quello che distingue, uno degli elementi caratterizzanti e distintivi fra noi e loro, vediamoli così, è proprio questa visione diversa del mondo. Se vuoi, la loro è una visione, proprio perché ideologica, più, fra virgolette, filosofica, di una filosofia che non condividiamo, ma noi abbiamo una visione da sempre che è più legata alla sapienza, cioè è vedere nel mondo così com'è, così come si pone, quindi nella realtà, quindi guardare la realtà e vedere in questa realtà l'esistenza di regole, di norme che non fanno dell'uomo un semplice pedissequo di una realtà naturale, ma vi fanno intendere la presenza di un insieme di norme, di regole, quindi un ordinamento che non dipende dall'uomo, col quale approcciarsi, col quale convivere, col quale da approfondire, e non è mai approfondito abbastanza. Noi abbiamo questa grande fortuna di avere la certezza che non concluderemo mai, nel senso di portare a compimento totale mai nulla, qualcosa di incompiuto ci sarà sempre, dobbiamo lasciare perché non possiamo possedere il tutto, noi non abbiamo questa arroganza. C'è chi è convinto di possedere, secondo la ragione, la dea ragione, possedere il tutto, noi no, noi umilmente no, noi sappiamo che siamo incompiuti, che siamo parziali, però la sapienza è proprio questo, è saper individuare, vedere nell'insieme, nella realtà che ci si presenta, quell'insieme di norme da approfondire, da migliorare per aiutare il genere umano, per aiutare noi stessi, il nostro prossimo. Il pensiero in definitiva è il buon senso, quello che Matteo, con grande sintesi e capacità, quale solo lui ha attualmente, almeno per quelli che conosco io, ha chiamato buon senso, che poi è in realtà questa sapienza nell'approfondire quello che è il diritto naturale. Noi abbiamo una naturalità del diritto che dobbiamo approfondire, migliorare, portare a nostro favore. Francesco, dobbiamo salutare i nostri radioascoltatori perché il nostro tempo è terminato. Certo. Chiediamo a tutti di dire ai loro amici di ascoltare Radio RPL, la nostra radio. La grande radio. Diciamo così, una grande radio. E diciamo un grande saluto e arrivederci. Canale 740 del digitale terrestre, al sud lo sanno tutti, almeno tutti quelli che abbiamo contattato noi. Ecco, cominciamo con questa e poi dopo anche guarda, noi entreremo in Facebook e diremo come fare per raggiungere RPL. C'è anche quello, questo non lo sapevo, non l'ho partecipato, ero sotto l'acqua. RPL, che vuol dire Radio Padania Libera, Radio per le Libertà. Tutto quello che si vuole. Tutto quello che si vuole con questa sigla. Va bene. Ma soprattutto e viva libertà. la Lega dalle sue origini alle sue attuali sviluppi e per quello che sarà in futuro, per il bene di tutti. Bravo Matteo, viva Matteo, sei un amico e come tale noi ti salutiamo. Buona domenica a tutti. Avete ascoltato Centro Ronchi,